Quante cose dice in un canto, dice tutta la nostra storia, gloria a Dio. Bene, dai, di certo non si può cantare con la batteria, con la chitarra elettrica, col basso, questa era, me lo immagino io la chiesa anni 1900, l'organo, tutti in piedi, ton, 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 che cantavano senza... Bene, adesso ci alziamo lì in piedi, vogliamo intonare un canto un po' più recente, ma non certo meno importante. Gloria a Dio, grazie Signore. Alleluia, grazie Signore. Un canto di preghiera possiamo intonarlo, fratelli. Alleluia, grazie Signore. Quella bellissimo canto che dice sei la parola da principio, uno con l'altissimo. Vogliamo intonare 1032, vogliamo intonarlo e poi vogliamo presentarci insieme davanti al Signore. La sorella Laura ci ha chiesto di pregare per una signora anziana che non sta tanto bene, si chiama Giuseppina, allora non la conosciamo. E vogliamo pregare per lei, oltre che per tutte le altre richieste, per le nostre famiglie, e che il Signore anche a Castelfranco possa mandare un risveglio, una visitazione del suo spirito. Alleluia. Grazie Signore. Ringraziamo il Signore per il fratello Sergio, per Enzo, per quanti sono nel bisogno. Anche per quel
fratello che ci ha parlato Raffaele settimana scorsa, abbiamo anche tanti bisogni. A me ringraziamo il Signore per Fabia che è qua in piedi, gloria a Dio. Valentina, dai, coraggio anche per te, dai Valentina, per Lina, per Teresina. C'è da pregare, ma il Signore ci ascolta sempre, alleluia. Come abbiamo cantato, ci dà forza, potenza, fede per annunciare l'Evangelo. Quindi vogliamo avere questa fiducia nel cuore. 1032, alleluia, grazie Signore. Benedetto sei, Signore. Sì, Signore. Sì, Signore. Benedetto Gesù. Sei la parola da principio, uno con l'Altissimo. La creazione, la tua gloria, rivelata in te, Gesù. Che magnifico nome, che magnifico nome, il nome di Gesù mio Re. Che magnifico nome, incomparabile, che magnifico nome, il tuo nome. Gloria a te Gesù, per averci più vicino, in terra qui fra noi, perdonati dal suo amore, nulla ci dividerà. Che magnifico nome, che splendido nome, il nome di Gesù mio Re. Che splendido nome, ti adoriamo Gesù, incomparabile. Che splendido nome, il suo nome. Il suo nome. L'ante è vinta, il velo è spezzato, la tomba è vuota per sempre, il cielo proclama la tua gloria, perché sei risorto mio Gesù, senza rivali, senza eguali, ora e per sempre tu sei Re, tuo è il regno, tua è la gloria, santo il tuo nome mio Gesù. Che nome, che potente nome, il nome di Gesù mio Re. Che potente nome, incomparabile, che potente nome, il tuo, per averci più vicino. Per averci più vicino. Sì, Signore, sei sceso in terra qui fra. Ti sei fatto uomo, Gesù, alleluia. Perdonati dal tuo amore, cosa ci stipiterà? Che nome,
che splendido nome, il nome di Gesù mio Re, che splendido nome, incomparabile, che splendido nome, il suo nome, il nome, il suo nome. La è vinta, il velo è spezzato, la tomba è vuota per sempre, il cielo proclama la tua gloria, perché sei risorto mio Gesù, senza rivali, senza eguali, ora e per sempre tu sei Re, tuo è il regno, tua è la gloria, santo è il tuo nome, oh mio Gesù, potente nome, che potente nome, il nome di Gesù mio Re, che potente nome, incomparabile, che potente nome, il suo nome, de nome, il suo nome. Gloria a te Gesù, gloria a te, il nome che ci è stato dato, nome onnipotente, alleluia, ammirabile, ammirabile Gesù, gloria al tuo nome, gloria al tuo nome, gloria al tuo nome. Hai vinto la morte, Signore, hai vinto il peccato, Signore, hai vinto il male, Gesù, gloria e lode a te, Signore. Nella tua persona c'è solo il bene, alleluia, alleluia. Oh, Ranamana Kabassanda, la Rabaia scenda, la Rabaia, gloria a te. Siamo riuniti nel tuo nome, Gesù, e tu sei in mezzo a noi ancora stasera. Preghiamo nel tuo nome e il Padre ci risponde. Ci nascondiamo dietro quel nome e il diavolo fugge. Gloria al tuo nome. Alleluia, alleluia. Invocando il tuo nome riceviamo la pienezza del tuo spirito. Quanta ricchezza in quel nome, quanta potenza nel tuo nome, Gesù. Alleluia. C'è guarigione in quel nome, meraviglioso Gesù. Onda la rabara scenda, la rabara galara yandaia, la radarabaya. Re di gloria, re di gloria, re di gloria. Tu dai forza allo stanco, tu accresci il vigore a chi è spossato, Signore. Alleluia, alleluia. I giovani si affaticano e si stancano, ma quelli che sperano nel tuo nome trovano nuove forze, alleluia, si alzano a volo come aquile, camminano e non si stancano, corrono e non si affaticano, perché invocano quel nome meraviglioso, alleluia, il nome di Gesù. Benedetto, benedetto, benedetto sei, Signore. Onda la rabarada cascende, le rebere calarai andai, le rebere sirica. Alleluia, 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 alleluia. Meraviglioso, meraviglioso. Onda la rabarada calarada rabara scende, le rebere caiandea. Meraviglioso Signore, ti adoriamo, ti adoriamo, ti adoriamo Gesù, ti adoriamo Signore. Anche stasera abbiamo parecchi pesi, Signore.
Abbiamo tanti bisogni, Signore. Anche stasera, Signore, veniamo alla Tua presenza con più pesi, Signore, che in altre circostanze. Veniamo da Te, Signore. E su di Te vogliamo lasciarli, Gesù. Alleluia, alleluia. Getta il Tuo peso sull'Eterno ed Egli ti sosterrà. Gloria al Tuo nome, Signore. Urrana kadara barabara shandala rabara kalara darabara siri kalara yandea. Meraviglioso Gesù, meraviglioso Signore, meraviglioso. Ore neia da barasira da kedere bere kiririnda la darabara shinda. Alleluia, alleluia, alleluia. E che sperano in Gesù, quelli che sperano in Gesù, quelli che sperano in Gesù, quelli che sperano in Gesù, come le aquile, come le aquile. Il volo si eleverà come le aquile, il volo si eleverà. Camminano e non si stancano, corrono e non si affaticano. E nuove forze avrà, quelli che sperano in Gesù. E nuove forze avrà, quelli che sperano, camminano e non si stancano. Si affaticano e nuove forze avrà, quelli che sperano in Gesù. E nuove forze avrà, quelli che sperano, camminano e non si stancano, corrono e non si affaticano, e nuove forze avrà, quelli che sperano in Gesù. E nuove forze avrà, quelli che sperano in Gesù. Amen. Grazie, Signore. Signore, grazie. Sappiamo cosa abbiamo cantato, Signore, perché tante volte ci hai rialzati, ci hai date forze al di là del nostro pensiero, Signore. Ci siamo meravigliati per quello che tu ci hai aiutato a fare. E anche stasera, Signore, vogliamo dirti: rinnova la tua forza nel tuo popolo. Signore, dacci ancora forza e coraggio per proclamare le tue virtù, Signore. Questi cari che hanno bisogno di un tocco di guarigione, ancora vogliamo pregarti, Signore, e aspettare quello che tu farai. Questa donna, Giuseppina, Signore, benedicila, non sappiamo, Signore, bene cosa ha bisogno, ma tu la conosci appieno. Così questa città, Signore, continuiamo a presentarla davanti al trono della grazia, le nostre famiglie e la nostra Chiesa davanti a te, Signore. Visitaci in questi giorni, ti preghiamo, Signore, ti preghiamo, una visitazione del tuo Santo Spirito, Padre. Grazie con tutto il cuore, Signore. Vogliamo entrare nel tuo pensiero, nel tuo disegno, nella tua volontà, Signore. Grazie, Padre. Signore, grazie, nel nome prezioso di Gesù. Amen, 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 amen. Sì, Signore. Grazie, Padre. Grazie.
Grazie, Padre. Alleluia. Alleluia. Amen, papà. Amen, Padre. Sì, Signore. Alleluia. Grazie, Padre. Gloria al tuo nome. Grazie, Signore. Gloria al tuo nome, Signore. Padre Santo. Alleluia. Amen, Padre, grazie, Signore. Sì, Gesù. Sì, Gesù. Amen, Padre. Grazie, Dio d'amore. Alleluia. Grazie. Padre, grazie. Grazie, Signore. Grazie, Padre. Amen. Grazie, Padre. Alleluia. Grazie, Padre. Grazie. Grazie, Padre. Amen, Padre. Sì, Signore. Grazie, Padre. Grazie, Padre. Grazie, Signore. Amen. Grazie, Signore. Alleluia. Grazie, Signore. Grazie, Padre. Amen. Grazie, Padre. Grazie, Dio d'amore. Grazie, Padre. Sì, Signore. Cose. Amen, amen. Io sono Dio chiaro. Grazie, Dio d'amore. Grazie, Padre. Alleluia, alleluia. Grazie, Padre. Grazie, Padre. Grazie, Dio d'amore. Amen. Grazie, Padre. Nel nome di Gesù, Padre. Grazie, Signore. Amen. Grazie, Signore. Amen, cari. Vogliamo accomodarsi. Alleluia. Grazie, Signore. Lorio, volevi chiamare un canto? Ti sentivo parlare? No? Non vedevo che sfogliavi il libretto. Vediamo se ti dico che se ti dico che lo cantiamo alla fine, tu continui a sfogliare il libretto e non stai attento. Allora, vabbè, dai. Cosa dici? No, a trovare. Siamo stare, dai. Poi se ti viene in mente lo cantiamo alla fine, dai. Va bene. Ebrei capitolo 10, il verso 24. Abbiamo già iniziato qualcosa martedì scorso. Stasera
Parleremo di una cosa particolare che credo tutti abbiamo vissuto, viviamo e probabilmente vivremo. Parleremo delle pressioni che minacciano le famiglie. L'abbiamo già letto l'altro giorno, l'altro martedì, no, 2 martedì fa, perché l'altro martedì non c'ero, ero senza un dente. Sì, perdonami. Ebrei, capitolo 10, il verso 24. Prego, Hermes. No, scusate se non sono chiaro, se no, non abbiate paura di farmi ripetere le cose o di chiedere, perché anch'io a volte vado in tilt. Chi legge? Però leggete. Facciamo attenzione gli uni gli altri per incitarci alle buone opere. A volte abbiamo bisogno di incoraggiamento, perché la vita spesse volte crea delle pressioni nelle nostre famiglie, nelle nostre situazioni che viviamo, senz'altro per farci deviare un po' da quella che è la via del Signore, no? Lo studio parlava di quante cose possono succedere e vengono proposte, perché c'è questo mondo che vuole che ci conformiamo a loro, che facciamo come loro. Se non fai come loro non sei accettato, non sei considerato, ti mettono un po' da parte. E mai come oggi, scusate, attorno alla famiglia cristiana in particolare, gravano tante pressioni, alcune delle quali esercitano sulla famiglia un'influenza a volte devastante per quello che riguarda la fede, perché sembra che ci sia il bisogno vitale di essere accettati da questa società. Si fa fatica a vivere la propria fede perché vivi in un mondo che la fede non la condivide. Pensate, non fisicamente, ma psicologicamente e spiritualmente, quanti contrasti possiamo avere durante il giorno, durante la nostra vita. E noi che siamo un po' più grandini, scusate, uso questo termine, teniamo botta, no? Razionalizziamo, pensiamo, abbiamo un'esperienza, ma magari i nostri figli, penso a Edoardo, ma anche a chi è un po' più grandino di Edoardo, hanno queste pressioni che magari nella scuola vengono un po' emarginati. Se voi leggete qualcosa della Chiesa perseguitata, vedete che bambini da 10 anni, 5 anni, 8 anni, a scuola gli altri ragazzini non si siedono vicino a loro solo perché sono cristiani, non giocano con loro solo perché sono cristiani. E vederti magari un gruppo di 20 ragazzi che giocano fra di loro e tu seduto là e non hai fatto niente se non avere... C'è questa pressione, no? Sei tentato di dire vabbè, mi adeguo per vivere quello che è normale che un bambino viva, no? E allora ci sono queste pressioni, il bisogno proprio vitale di essere a volte accettati tenta i credenti a conformarsi a stili di vita stridenti con la fede e addirittura in contrasto con le scritture. Non solo i bambini, ma pensate che a volte, vi ricordate quell'episodio che vi ho raccontato 2 settimane fa, anche le pressioni di onestà nel lavoro. Essere onesti al lavoro oggi non è semplice, perché ti propongono delle alternative, no? Di chiudere un occhio, di chiuderli tutti e due, di non essere corretto. Può essere, ma come cristiani il Signore ci invita a essere trasparenti. E allora hai tu che vuoi essere trasparente e una società che ti invita, ti vuole conglobare a fare delle cose sbagliate. Oppure pressioni per i giovani a non essere accettati a scuola, magari nel vestire. Anche noi li abbiamo vissuti a casa con i nostri figli. C'erano modi di vestire quando andavano via con i pantaloni fino a qua, mi ricordate, qualche tempo fa, fino a, non so, ancora adesso, oppure certi abbigliamenti, no? Che se non li hai non sei accettato dal gruppo, e per noi grandi è un problema relativo, ma per i giovani non è così facile, no? O non avere quei famosi vestiti alla moda, oppure nel parlare come loro o non parlare come loro.
nel ridere in certe battute volgari o non ridere in certe battute volgari, no? In certe situazioni, anche noi ci troviamo a volte, come si dice, coinvolti, e ci sono queste pressioni, o fai finta di niente. Oggi per 2 volte, scusatemi, non è bravura, non è niente, però a un certo punto mi sono trovato 2 volte con 2 persone adulte di dovergli dire che non c'entravo niente, ma per cortesia potresti non bestemmiare. Perché ci sono queste e non è capacità mia, nel senso, perché di solito io mi faccio gli affari miei, ma magari a un certo momento ti dà fastidio e puoi lasciar correre e far finta di niente, oppure se hai l'opportunità, magari non in mezzo a tutti, ma se hai il modo, per favore potresti non e poi ti dicono tutti come sempre: ah scusami, non mi sono accorto o quanto altro, mentre il secondo ha continuato. Però sono cose loro, no? E così. Poi anche, pensate, la pressione, che non è da tutti, però ci sono anche fratelli o sorelle, c'è la pressione di diventare troppo anziani, troppo vecchi e non trovare un marito o una moglie nella chiesa, e quindi se divento vecchio non mi sposo, quindi posso guardare anche fuori. Anche quella è una necessità, no? Sono pressioni quotidiane e noi incoraggiamo i giovani a cercarsi un marito, una moglie fra i credenti, quantomeno è una tutela. E poi non solo questo, ma anche oggi più che mai la possibilità di apparire nei social. Pensate, i giovani quante sciocchezze fanno pur di avere delle approvazioni, i like famosi, no? E allora ho scritto una cosa che mi è venuta stasera mentre ripassavo. L'importante non è tanto essere conosciuti sul mondo, ma essere conosciuti nel cielo. Qua nel mondo, anche se non ci considerano, non è un problema, sarà perché io non ho follower, cioè arrivi a una certa età che gli altri ti considerano o no, non ti fa né caldo né freddo, perché hai capito che la cosa importante è essere conosciuti nel cielo, approvati da Dio. Vi ricordate? Paolo lo conosco, Gesù so chi è, ma voi chi siete? Per dire che puoi essere conosciuto nel mondo secolare, ma essere sconosciuto nel mondo spirituale. Nel mondo spirituale nessuno ti dirà qui sulla terra che bravo cristiano che sei, però nel mondo spirituale tu sei ben conosciuto dalle forze delle tenebre. Cosa volevi dire, Teresina? Prego. Facciamo attenzione gli uni agli altri per incitarci all'amore e alle buone opere, non abbandonando la nostra comune adunanza come alcuni sono soliti fare, ma esortandosi a vicenda, tanto più che vedete avvicinarsi. Le ho detto una cosa che io sempre cercato di dimostrare le adunanze. Certo, certo. Quando vengo in chiesa trovo tanto beneficio, non è tanto. Amen, amen. Certo, in chiesa troviamo parametri diversi. La chiesa ci serve per dire, però alla fine non sono l'unico. Sono altri che sono come me. È bello vedersi che la scelta che abbiamo fatto forse sarà impopolare per tanti, ma non per tutti, perché grazie a Dio continuiamo a identificare. Scusatemi, io penso che tutti noi viviamo bene la nostra fede. Non facciamo, tra virgolette, sciocchezze, non facciamo colpi di testa, perché viviamo bene la nostra fede. Però penso ai ragazzini e ai ragazzi che magari non hanno fatto un'esperienza o non hanno fatto tante esperienze, sono davvero lì tirati per adeguarsi a quello che offre questa società. E allora cosa fare per aiutare questi ragazzi? Torniamo sempre lì, perché stiamo parlando della famiglia e il luogo di formazione per questi ragazzi lo trovano nella famiglia. Cioè, se papà e mamma hanno questa fermezza e trasmettono questi valori, che è più importante essere accettato da Dio che dagli altri, un po' alla volta si radicherà nel loro cuore e li formerà per non penso che siamo tutti d'accordo, i ragazzi di questo mondo
senza demonizzare nessuno o dire niente, perché noi eravamo peggio probabilmente, non è che siano da additare come esempi di virtù, di morale, di bravura, di correttezza, no. E i nostri figli vivono insieme a loro, vanno a scuola, non puoi tenerli a casa, si comunicano sui social con loro, vedono online certe cose che vedono anche gli altri e hanno bisogno di cominciare ad avere una struttura loro personale alla quale viene accresciuta se noi grandi dimostriamo che i valori in cui crediamo e i nostri modi di vita pagano sempre, nel senso pagano, Dio benedirà sempre così. Non so, sono andato troppo veloce, ma questo è il pensiero che lo studio ci dice stasera, perché il luogo di formazione per questi ragazzi è la famiglia, è per poter sopportare e vincere le pressioni. Come? Senz'altro come genitori, incoraggiandoli e pregando l'uno per l'altro per essere coerenti, così da essere esempi per i figli, parlandone in famiglia, raccontando esperienze che il timore di Dio paga sempre. Non so se vi è mai capitato che magari un figlio, qualcuno ti dice: ho questa situazione, vorrei fare così, non è troppo onesta, e tu magari hai fatto la stessa situazione fidandoti di Dio e onorando Dio e dicendo: guarda, questa può essere una scappatoia, però ti consiglio di fare diversamente, perché a me, facendo così, ho trovato il favore di Dio. E in famiglia i nostri figli, che sono più stimolati di noi, hanno bisogno di trovare genitori che hanno le idee chiare come affrontare quelle pressioni. Alla fine c'è un bellissimo salmo che, se riusciamo, lo leggo, il Salmo 53, e l'ho diviso in tre sezioni. Scappi davanti alle pressioni, scoppi davanti alle pressioni o scegli davanti alle pressioni. Puoi scappare, ma dove vai? Puoi scoppiare, ma cosa hai risolto? Però puoi scegliere di rifugiarti nel Signore. E questo è l'unico consiglio che possiamo dare ai nostri figli. Rifugiati nel Signore, perché lì ti troverai al sicuro. Salmo 11, il verso 3. C'è una società, scusate, ho sbagliato Salmo 66, il verso 10. Passati 66, 10? Vai. Ci hai passati altro giorno? 66, 10 non mi sembra, è quello lì. Venite, vi racconterò. Scusate. Un attimo solo, ho sbagliato a scrivere. Sì. È del 16 allora. No. Il 66 16. Ah, il 16, ecco, ok, grazie. Venite e ascoltate voi tutti che temete Dio. Io vi racconterò quel che ha fatto per l'anno. Quanto è importante il trasmettere le nostre esperienze ai ragazzi. Noi con 4 figli diverse volte ci siamo confrontati, poi ne parlerò più avanti, su situazioni normali per questa società, ma tu puoi dire: ma guarda che papà e mamma hanno fatto diversamente, ma in questa situazione voglio fare così. Guarda che non piace a Dio, noi abbiamo fatto diversamente e ci siamo trovati bene. Perché? Perché quando vanno fuori non puoi corrergli dietro, non sai dove vanno, però il fatto di poter dargli delle alternative e anche delle esperienze concrete li aiutano a fare delle scelte. E a casa è il posto dove vengono date le informazioni corrette. Non so se vi è mai capitato, magari devi parlare degli omosessuali. Ci sono delle espressioni, scusate, uso questo termine, cioè, sarebbe da copparli tutti, nel senso che magari c'è qualcuno che ha questa avversione o ha un risentimento, ma tu devi dire: non è uccidendoli che risolve il problema, è pregando per loro, è evangelizzandoli,
perché sono schiavi. Vedete, c'è questa pressione perché anche loro fa ribrezzo vedere certe cose, no? E allora cosa gli dici? Gli devi dare un consiglio che sia appropriato, oppure le offese ricevute. Ci sono dei figli che a scuola vengono bullizzati. E cosa gli insegni? Un corso di autodifesa? In questo mondo c'è questo, difenditi, se alzano le mani menali. E allora scoppi anche tu o ti rifugi nel Signore? Mi state seguendo un po'? Ci sono altre cose, no? Un esempio, forse ai nostri figli non sarà capitato, ma sarà capitato a noi. Vi è mai capitato che al supermercato vi danno dei soldi in più di resto? Questa società dice mettili via. Ai figli cosa gli insegni? Guarda che è meglio che glieli dai indietro perché non sono soldi tuoi. Cioè, sono cose che i nostri figli vivono e hanno bisogno che qualcuno gli dia delle direttive. Perché se non gliele diamo, loro fanno come pensano meglio, come gli altri gli insegnano. Dico un'altra cosa. Ho scritto qualcosa, vabbè, le controversie matrimoniali, no? Penso che posso parlare tranquillamente, no? In una società che davanti a una controversia matrimoniale vanno dall'avvocato. Se vedono papà e mamma che sono un po' tirati, però papà e mamma possono dire sì, ma noi andiamo ai piedi del Signore. Capite cosa voglio dire? Ci sono delle pressioni che sono tanto forti per i nostri figli, oggi più che mai. E c'è bisogno che vedano dai genitori degli esempi, ma degli esempi concreti, non dei maestri, perché credo che quelle cose le viviamo anche noi in una maniera o nell'altra, no? Cosa dite, fratelli? Ho scritto un'altra cosa, no? L'onestà sono cose personali, ma è giusto parlarne, no? Questo governo ladro, bisogna far tutto disonesti, bisogna far tutto in nero, bisogna cercare di non pagare le tasse. Però non è una bella cosa, perché la Bibbia insegna qualcos'altro. Se sei onesto e i tuoi figli lo sanno, trasmetti un bellissimo messaggio, perché al di là di quello che fanno o non fanno, i nostri introiti non vengono dalle nostre furbizie, vengono dalla sua fedeltà. Cosa dite? Io credo che anche noi come genitori a volte ci siamo trovati a avere dei momenti non proprio così prosperosi, però ci hanno visto pregare, chiedere aiuto al Signore e poi hanno visto che il Signore ha risposto. Perché in questa società dicono, guarda che sciocco che sei, fai a meno, fai il furbetto. Ma poi i furbetti Dio non li benedice. Scusate, sto parlando di qualcosa di strano. Non sto dicendo essere bigotti, ma essere corretti. E da dove parte? Parte da casa nostra, da quello che noi insegniamo, viviamo ogni giorno, no? Penso che tutti noi ci ricordiamo tante cose dei nostri genitori o dei nostri nonni, come dicevo domenica, no? Cose che ci hanno tramandato, non ci hanno fatto da maestri, ci hanno fatto da esempio e noi ci siamo trovati bene, perché il Signore fa così. Va bene, provo ad andare un po' avanti con ordine. Allora, parlandone nella famiglia e vivendo nella famiglia. In Proverbi 3, verso 1 a 10, la trasparenza e l'impidezza sono sempre onorati da Dio. Proverbi 3, da 1 a 10. Fermati un attimo, Teresina, scusa un secondo. Guardate, perdonatemi, voglio essere chiaro, non sto facendo una morale a noi. Sto dicendo quello che la Bibbia insegna in certe situazioni che il mondo sta sempre più, che la società sta sempre più evitando e cercando di scavalcare. Noi non siamo più bravi perché facciamo quelle cose, ma noi facciamo quelle cose perché onoriamo Dio e onorando Dio, Dio fa la differenza. Cercate di capirmi. Io non voglio mai dire io pago tutte le tasse, io non rispondo mai male, io non dico mai bugie perché sono meglio di te. Ma il mio fare certe cose è per onorare Dio
E poi la mia vita, perché Dio è così, viene benedetta dal Signore, che lo vedono anche gli altri. Non è per sbandierare la mia giustizia. Forse ve l'ho già detto l'altra volta, e lo ripeto ancora perché non voglio dire che è il mio cavallo di battaglia, ma perché poi a lungo andare è importante. Quando forse ripeto questa frase, questa cosa, ero un libero professionista, potevo fare il 90% dell'introito in nero e il 10% in fattura, o fare tutto a fattura. I miei colleghi facevano il 90% in nero e il 10% in fattura. Io come cristiano, al di là di tutto, ho detto no, io non voglio fare come... Davanti a Dio voglio fare quello che è corretto. E ho sempre fatto così, mi guardavano male perché poi dicevano guarda che dopo non chiedono anche a noi di fare come te. Ho detto io faccio così. E poi a lungo andare, e non lo sapevo, fratelli, io mi sono trovato i 3 titolari per cui ho lavorato davanti al pulpito mentre sposavo la loro figlia. Dopo 3 anni, la loro figlia non sapevo che era credente, ma mi sono trovato a sposarla con queste 3 famiglie davanti a me. Pensate se io posso da qua parlare di Dio quando non sono corretto. E vi posso garantire che non ho fatto la fame, perché in un modo o nell'altro Dio ha sempre benedetto la nostra famiglia. Quindi è proprio questa pressione, no? No, ma dai, fai furbo, fai come noi. Dico questa cosa. No, dovremmo farlo per amore del Signore, perché sappiamo che potremo dormire serenamente e poi il Signore benedirà la nostra vita. Ed questo è il messaggio che dobbiamo passare ai nostri figli. Non fare come gli altri, fai come il Signore dice nella sua parola. E questa è la maniera per superare quelle pressioni che tutti hanno. Leggiamo questo testo, Proverbi 3 da 1 a 10. Troverai così grazia e buon senso agli occhi di Dio e degli uomini. Confida nel Signore con tutto il cuore e non ti appoggiare sul tuo discernimento. Riconoscilo in tutte le tue vie e devi avvererai i tuoi sentieri. Non ti stimare sani da te stesso, temi il Signore e allontanati dal male. Questa sarà la salute del tuo corpo, un refrigerio alle tue ossa. Fino al 10. Signore, con i tuoi beni e con le primizie di ogni tua rendita. I tuoi granai saranno ricolti d'abbondanza e i tuoi figli trabocheranno di nuovo. Fare le cose giuste non è capacità, è saggezza. Perché qui c'è onora a Dio, fai le cose giuste e vedrai che il Signore appianerà i tuoi sentieri, il Signore ti benedirà. Quindi dobbiamo trovare il desiderio, il concetto, centrarlo per amore del Signore. Farlo per amore del Signore farà bene alla nostra vita e poi il Signore benedirà la nostra vita. In una società che non tollera questo, anzi, se puoi fare diversamente per i tuoi interessi, fallo, noi crediamo ancora che è importante farlo per amore del Signore perché ci sono delle promesse. Cosa dite? È importante? Non dobbiamo avere per paura del Signore. Dio non vuole che facciamo le cose per paura, ma per amore. Sapete, qualche anno fa ho letto un libro che parlava del fidanzamento. Dicevano, dire ai giovani oggi no, non avere rapporti sessuali prima del matrimonio. È un po' un dramma perché ci sono ragazzini che a 14 anni sanno tutto e di più. E con i credenti come fai? Devi metterli sul senso della paura, guarda non farlo perché sennò così così, o devi muoverli sul senso della fiducia? Fidati di Dio, non farlo perché il Signore non lo gradisce e se non lo fai vedrai che ti troverai bene. Sono due modi per affrontare l'argomento completamente diversi, però uno è per amore e per amore è più forte che la paura. La paura non è più forte dell'amore, è per l'amore di Dio che tu supporti certe cose. Per la paura di Dio poi ti stanchi, ma se è per amore tu ti fiderai del Signore
e il Signore ti benedirà. Perché scusate, in 40 anni io non sono mai stato benedetto da Dio perché ho avuto paura di Lui. Le benedizioni di Dio arrivano perché per amore ti fidi e il Signore ti benedice per quello che tu hai fatto. Se no saremo come nel mondo cattolico, guarda che Dio ti punisce, Dio fa così. E a volte anche nel mondo evangelico si radica questa cosa, se sbagli Dio ti punisce. Ma se punisce ogni volta che sbaglio io non sarei più qua, saremo tutti. Invece tutte le volte che tu hai obbedito, ti sei fidato, l'hai fatto per amore di Dio, Dio ti ha fatto vedere cose meravigliose. Ed è questo un po' il messaggio che dovremmo cercare di passare ai figli, alle persone. Non farlo per paura dell'inferno, farlo per amore di Dio. E allora Dio ti darà la forza per poterlo fare. È interessante, no? Pensate che questa società grida ai nostri figli, ma anche a noi, uno stile di vita di degrado morale, etico e familiare. Salmo 11, il verso 3. Mi sembra che sto facendo una predica più che uno studio, ma insomma portate pazienza. È il concetto che io voglio radicare ancora di più nel mio cuore, perché se faccio le cose per paura sono meschino, sono come il fratello del figlio il prodigo, ma se le faccio per amore sarà gradito a Dio questo. Quando le fondamenta sono rovinate, che cosa può fare il giusto? Quando una chiesa vive in una società corrotta, cosa può fare? E noi siamo in una società corrotta. E più avanti va, la società è sempre più corrotta. Perché per amore, per interesse personale, vediamo che, scusate, per soldi si fa morire le persone, no? Non voglio parlare della sanità, voglio parlare della droga. Per avere tanti soldi che poi non riescono neanche a spenderli. Mi dispiace per quei trafficanti che muoiono con miliardi in casa e hanno ucciso milioni e milioni di persone per avere quei miliardi che sono là a far niente e poi si ammazzano per averli e non pensano, no? a quanto dolore fanno non solo alle persone che ne fanno uso ma anche ai familiari, e solo perché vogliono soldi, potere, e poi vogliono anche loro e lasciano tutto. Non potevano venire. È interessante. E cosa puoi fare uno quando la società, quando i nostri figli vivono in una scuola dove c'è un po' di tutto? Una cosa c'è sempre da fare, pregare. Perché se la società è corrotta, se le persone intorno a noi sono corrotte, c'è un'arma potente che è la preghiera che noi possiamo elevare a Dio per noi e per i nostri figli. È fondamentale, è potente, perché è così, questa società che è corrotta. Possiamo sempre pregare. Prima Cronache, capitolo 4, verso 10. Prima Cronache 6, Prima Cronache 4, il verso 10, perdonate. Si parla di Jabes. Jabes invocò il Dio di Israele dicendo: benedicimi, ti prego, allarga i miei confini, sia la tua mano con me e preservami dalle mani, in modo che io non debba soffrire e Dio gli concesse quanto aveva chiesto. Benissimo, quando preghiamo per le cose positive, il Signore ci aiuterà sempre, fratelli. Il Signore sarà dalla nostra parte, come Jabes aveva probabilmente grosse problematiche lui, ma si rifugiò nella preghiera. Allora possiamo sempre pregare, vivere la parola, perché il nostro esempio è fondamentale. Ci sono due episodi, in Prima Re 15:3 e in Seconda Cronache 26:4. Forse è un po' noioso questa parte dello studio, però voglio ribadirlo. Quando i nostri figli vivono in casa, è giusto
che noi gli diamo delle dritte giuste, degli esempi. Possiamo consigliarli. Io qualche volta lo dico, no? Papà è mancato che avevo 14 anni, ho dovuto fare un po' il fai da te in certe cose, perché non volevo parlare con mio fratello perché non mi andava. Con mia mamma non parlavo. E mi sono fatto un po' così da solo, no? Sentendo persone che non erano della mia famiglia, e vi posso garantire che prima di convertirmi non ero proprio uno stinco di santo. Perché? Perché ho preso delle informazioni di qua e di là. A casa, io sono sicuro che noi genitori, ai nostri figli, poi che lo facciano o no, ma gli diamo dell'esempio e delle informazioni. E quando diciamo guarda che a noi è andata bene, gloria a Dio, c'è qualcosa di particolare. Leggiamo questi 2 versi, poi se mia moglie mi lascia voglio dire una cosa. No, nel senso, so che mi dirà di sì. Sì. Prima Re 15, il verso 3. Egli si abbandonò a tutti i peccati che suo padre aveva commesso e il suo cuore non fu tutto quanto per il Signore. Suo Dio, come era stato il cuore di Davide. Particolare. Egli si abbandonò a tutti i peccati di suo padre. Quando parlo di Davide, suo padre è un antenato, no? Perché? Perché Geroboamo, suo papà, era una persona che non aveva il timore di Dio. E lui ha imparato dal papà. Mentre nel seconda cronaca 26:4, bellissimo, vero? C'è un figlio che ha imparato dal padre a fare le cose sbagliate e un figlio che ha imparato dal padre a fare le cose giuste. L'esperienza di uno dei nostri figli, che a un certo momento, nato in chiesa, come si dice, cresciuto a pane e Bibbia, all'età di 20-22 anni, voleva fare la sua vita. È stato un po' coinvolto da un'influenza nel dire devi diventare un uomo di successo, devi fare la tua strada, devi affermarti, perché vedrai che avrai parecchi soldi, sarai famoso. E lui per 2 o 3 anni si è buttato a capofitto su questa filosofia, penso, no? Perché comprava dei libri di autostima, di altre cose. E uno di questi libri diceva una cosa: non essere povero come i tuoi genitori. E quando mia moglie l'ha visto si è un po' preoccupata, dice: ma cosa sta leggendo mio figlio? Come genitori a un certo momento abbiamo continuato a fare quello che è giusto, a dargli dei consigli, a insegnare, ma lui è determinato. Poi quando ha visto, e lo dico per dare gloria a Dio, che noi con uno stipendio, 4 ragazzi a casa, l'impegno delle chiese, a un certo punto il Signore all'età di 62 anni, quanti anni? 7 anni fa, 60 anni, abbiamo comprato una casa, senza soldi. E già là un po' si è dovuto ricredere. Poi, grazie anche alla vostra generosità, il Signore ci ha fatto arrivare quella macchina che abbiamo. E quando mio figlio ha visto che quei poveri genitori poi erano poveri di soldi, ma avevano una ricchezza celeste che provvedeva delle cose, lì ha dovuto ricredersi, ha cominciato a pensare, forse i miei genitori hanno ragione, e quello, anche se sembra strano, dopo anni di chiesa, ha fatto sì che lui ha cominciato a fare un'ipotesi su Dio. Non è che i miei genitori hanno ragione, che Dio sa provvedere più di quello che io posso provvedere? E non abbiamo mai detto ai figli fai questo così diventerai ricco, ma fidati perché il Signore provvede. Per quella casa che abbiamo, mia moglie più che io, ogni mezzogiorno a tavola si pregava, Signore, abbiamo bisogno di una casa, perché vivevamo in una casa con 2 camere da letto in 6. Niente di strano, ce l'abbiamo fatta, gloria a Dio. Qualche volta siamo anche riusciti a ospitare una famiglia per un mese e mezzo, non so dove l'abbiamo messa, ma ci stava. E poi al momento opportuno, in maniera miracolosa, quando le case avevano un valore così basso che potevamo comprarla, il Signore sì, naturalmente con un mutuo, però già avere un mutuo a 60 anni che ti fanno il mutuo è un miracolo, no? E poi un giorno vi racconterò com'è andata, perché quando il Signore vuole benedire
non ce n'è per nessuno. Tu puoi aspettare anni e anni e anni, ma quando Dio decide di benedirti, e non per meriti, ma perché Lui è buono, arriva. E quella benedizione è servita a far riflettere qualcuno che pensava che gli altri potessero proporgli un futuro migliore. Invece il futuro è nelle mani di Dio ed è lì che poi è successo quello che noi stiamo ancora godendo, no? Perché tu puoi dirgli tante cose, ma deve essere il Signore che fa lavorare la loro mente. È così, Dani? All'incirca è così, ok, buono. Che lei l'ha vissuta più di me, nel senso, lei ha vissuto i figli più di me. Quindi è interessante, un sano insegnamento visivo e verbale produrrà dei Daniele che anche in una società corrotta come Babilonia riesce a stare integro e lui a condizionare gli altri. Avete 2 minuti ancora di tempo? Perché so che poi ci sono i crostoli, ma vogliamo leggere in Daniele il capitolo 1. Guardate la proposta del mondo di questo re che prende questi giovani baldi da Israele, li porta in Babilonia e vuole fare un'opera di trasformazione, condizionarli, e vuole trasformare questi giovani, farli ad immagine sua. Prima, Daniele capitolo 1, il verso 1 fino a 10. Il terzo anno del regno di Joachim, re di Giuda, Nabucodonosor, re di Babilonia, marciò contro Gerusalemme e la assediò. Il Signore gli diede nelle mani Joachim, re di Giuda, e una parte degli eredi della casa di Dio. Nabucodonosor portò gli eredi del paese di Shimear, della casa del suo Dio, e li mise nella casa del tesoro del suo Dio. Il re disse ad Aspenaz, capo dei suoi eunuchi, di condutti dei figli di Israele, di stirpe reale o di famiglie nobili. Dovevano essere ragazzi senza difetti fisici, di bell'aspetto, dotati di ogni saggezza, istruiti e intelligenti, capaci di stare nel palazzo reale per apprendere la scrittura e la lingua dei Caldei. Il re assegnò loro una razione giornaliera dei cibi della sua tavola e dei vini che egli beveva, e ordinò di istruirli per 3 anni, dopo i quali sarebbero passati al servizio del re. Tra loro c'erano dei figli di Giuda, Daniele, Anania, Misael e Azaria. Il capo degli eunuchi diede loro altri nomi. A Daniele pose nome Baltazzar, ad Ania Sadrach, a Misael Mesach ed a Azaria Abednego. Daniele prese in cuor suo la decisione di non contaminarsi con i cibi del re e con il vino che il re beveva, e chiese al capo degli eunuchi di non obbligarlo a contaminarsi. Dio fece trovare Daniele grazia e compassione e preso il capo degli eunuchi. Questi disse a Daniele: Dio teme il re, mio Signore, che ha stabilito quello che dovete mangiare e bere. Se egli vedesse le vostre facce più magre di quello dei giovani della vostra stessa età, voi mettereste in pericolo la mia testa presso il re. Allora, ci sono questi 4 ragazzi che a un certo punto tutta la massa va verso un luogo, un modo di vita, e questo re per tutti vuole intanto insegnargli il loro modo di parlare e il loro modo di scrivere. Vuol dire parlare e comunicare come i babilonesi. I nostri figli è facile che prendano il modo di parlare degli altri, però se gli diciamo che certe parole sono sconvenienti, se non le diciamo noi, probabilmente non le dicono neanche loro. Non so se vi è mai capitato, e guardate, quando parlo così non voglio dire che io sono meglio degli altri, però a volte i ragazzi vengono a casa dall'asilo o da scuola e tirano fuori delle parole che non voglio dire, no? Se tu non le dici, vuoi dire: senti amore, a casa queste parole è meglio che non le dici, perché non hai mai sentito papà e mamma a dirle, e riusciamo a capirci lo stesso. Guarda che non sono belle parole, perché questo mondo vuole mettere in bocca parole e situazioni che per loro sono normali, ma per noi danno ancora fastidio. Adesso lo dico con molta serenità, è che siamo in onda, non posso dirlo da registrare. Ci sono a volte fratelli stranieri che vengono
e usano in testimonianza parole che noi non diremmo mai. Perché? Perché le imparano dal mondo. Per loro è normale dire certe parole e le portano in chiesa perché non sanno cosa vuol dire. Allora sono i genitori mali che con i figli dicono: guarda che questa cosa non è proprio bella. Prima di tutto non devo dirla io, perché se vuoi se la devono dire da te. E allora questa è la cosa. Poi la seconda cosa, non solo vogliono insegnare la lingua e la scrittura, no? Parlare e comunicare come i babilonesi, ma voglio anche che questi ragazzi mangiano e bevano le vivande del re, che sembra una cosa bella, invece Daniele sa che certe cose che ti allettano, sei schiavo, puoi mangiare vivande e bevande del re, cioè vuol dire vuoi avere benessere, ma quelle vivande e quelle bevande sono vivande e bevande offerte agli dèi, cioè ti contaminano. Ci sono opportunità che vengono offerte ai nostri figli, in tutti gli aspetti, che dobbiamo dirgli che possono contaminare la loro vita spirituale e anche fisica. Scusate, torno sul discorso dei rapporti sessuali, no? Speriamo che non passi mai nelle nostre chiese che anche che quando si è fidanzati si può essere come marito e moglie, perché non è la stessa cosa. Perché poi possono succedere delle situazioni dove ti senti frustrato, ti senti sempre in colpa. Può essere che ancora prima di sposarti ti trovi con un bambino e l'imbarazzo è per tutta una vita. Non so se eppure questo re dice: mangiate, state bene così. E lì ci vuole un'informazione da parte dei genitori. Chi deve farla? L'insegnante di quinta elementare che ti dice che già tu puoi fare certe cose perché il programma ministeriale di LGTB dice che devi fare così. Mi sto spiegando. A scuola c'è una battaglia dei credenti contro chi ha un progetto ministeriale dove c'è la promiscuità, non la fluidità. No, ma per noi maschio è maschio, femmina è femmina e certe cose si fanno dopo sposati. Dobbiamo essere noi a parlarne. A volte in chiesa, scusate, in chiesa ne parliamo a volte poco anche. Dovremmo a volte parlarne di più con i ragazzi, metterli al corrente, dirgli la nostra posizione. Vado avanti, se no non finisco più. E poi gli cambiano i nomi. Daniel vuol dire Dio è il mio giudice, e là gli vogliono cambiare il nome. È un atto, questo cambiare il nome è un atto di dominio, tentativo di cancellare la propria identità. I nostri figli devono essere, come si può dire, devono vedere che i genitori sono orgogliosi della loro posizione in Cristo. E questo quando noi non ci vergogniamo davanti agli altri di dire che siamo cristiani. Perché se noi ci tiriamo indietro, è vero che se non sono credenti sono un po' imbarazzati, no? E magari, ecco, papà adesso comincia a testimoniare al supermercato, non finisce più. Loro che non sono cristiani un po' si sentono arrossati, o la mamma, no? Però è importante che vedano che papà e mamma sono onorati della loro condizione. Non so se ho passato questo messaggio, ma è importante perché vedono e finché sono a casa ancora hanno l'esempio del papà e della mamma. Forse saranno un po' stressati, ma quanto è bello, magari io ho avuto una soddisfazione così piccola, ma in un momento di cricca fra un mio figlio e un altro ragazzo che giocando a calcio gli ha un po' tirato le corde, ha detto: ringrazia Dio che mio papà è pastore, se no cioè ci tengono, no? Ma perché? Perché come credenti ci onoriamo di questo e loro lo vivono. Che lavoro fa tuo papà? Il pastore a scuola. E le pecore dove le ha? No, gli ha detto a uno dei miei figli. È così, però è bello quando vedi che quello che tu trasmetti è un lavoro terribile, un lavoro impegnativo, un lavoro, devi stare proprio sulla breccia, non puoi rilassarti, però poi a lungo andare paga, perché tu avrai dei figli che non si mettono una patata in testa perché lo sciocco di turno se la mette, ma diranno allo sciocco di turno: ma cosa stai facendo? Non ti vergogni? Hanno una loro forza interiore costruita nel corso degli anni.
Ci siete ancora? Siete ancora con me? È importante. Allora, volevano cambiare il nome di Daniele, che vuol dire Dio mio giudice, in Baal custodisca la tua vita. Pensate, vogliono fare proprio un cambiamento di identità religiosa, no? Anania, che vuol dire Dio è misericordioso, in Sadrach, cioè comando di Aku, il dio della luna. Misa, che vuol dire chi è come Dio, lo chiamano Mesach, chi è come Aku, questo dio della luna. E poi Azaria, Dio ha aiutato in Abednego, servo di Nego, cioè divinità babilonese. Vogliono cambiare. Finisco, se no vi annoio. A scuola c'è questa tendenza della non del creazionismo, ma del, Dani, come si chiama? Noi siamo creazionisti, adesso evoluzionismo. Vuol dire negare Dio l'evoluzionismo. Perché vuol dire che Dio non ha fatto niente, è tutto il caso. E a scuola non serve che vanno a Babilonia, gli cambiano l'idea che papà e mamma dicono Dio ci ha creato, lui ci aiuta, è tutto un caso. Adesso vi faccio, finisco, se no non finisco più. Un bambino a un certo punto a scuola diventa terribile e i professori convocano il papà e la mamma. Dico, sentite, io non riesco più a fare lezione con vostro figlio, è ingestibile, perché ogni volta che parlo della evoluzione, vostro figlio continua a disturbare, a fare così con la testa, a dire non è vero, non è vero, non è vero. E quando gli chiedo, ma perché non è vero? Lui mi risponde solo, perché lo ha detto mio papà. Credo che il papà aveva fatto un bel lavoro, anche le sorelle di scuola domenicale, dicendo, è così. E d'altronde, fratelli, la loro è una teoria, noi viviamo una realtà. E allora, nelle pressioni della famiglia, questa è una parte dello studio, è importante che noi aiutiamo i nostri figli con le nostre certezze, con le nostre esperienze, con quello che insegna la Bibbia, perché gli possiamo lasciare un bagaglio della conoscenza e dell'esperienza, che poi quando si dovranno trovare a scegliere, forse diranno, ma mio papà ha detto così, ma a mio papà ho visto fare così, ma a mia mamma mi ha detto così. E allora, Signore, ci aiuti, perché noi in qualche maniera le pressioni sappiamo un po' come passarle, ma i nostri figli hanno bisogno di aiuto che nelle pressioni sanno che c'è qualcuno che non è una valvola di sfogo, ma è un aiuto sempre pronto nel momento della necessità. E questo glielo dobbiamo condividere noi, fratelli. E poi si troveranno bene quando sarà il momento delle decisioni, quando saranno sotto pressione. Ci alziamo in piedi. Grazie per la vostra pazienza. Ho corso un po', insomma. Signore, grazie. Signore, non vogliamo scappare, non vogliamo scoppiare, vogliamo scegliere di stare ai tuoi piedi, perché tu nelle pressioni sei il nostro scudo e il nostro aiuto. Aiutaci a condividerlo con gli altri, Signore, a trasmettergli la nostra fede, la nostra speranza in te, perché sta scritto che chi crede in te non è né deluso né confuso. Resta con noi, benedici la tua Chiesa, benedici la nostra Chiesa, Signore, questa Chiesa a Castelfranco e tutto il tuo popolo. Resta con noi nel nome di Gesù. Amen. Amen. Signore ci benedica, non cantiamo tanti auguri a te perché è ancora presto, ma ci sono i crostoli. Bene. A te senti che te compi anni fra poco, Valentina. No, 14. Guarda che io so. Sergio ti che composto per Raffaele sabato. Io ti sto parlando. Provito a sentirlo, parlare che un attimo tu magari non hai il coraggio.
non ha il coraggio di chiederti se viene ancora, perché hai detto che viene via, se qualcuno ha.
Se può che lo scambio, Lina.
200 persone. Pensiamo Allora, possiamo aprire Dove? E vedi, Però se mi sa tutti anni queste possiamo un chilo e 3 ce n'è, però un chilo e 3. No? Dove di quello. come siete indietro? Basta. quando devi su, invece di andare da destra, giusto? Che esempio, quando vieni da qua, da Riese, poteria che conosco che c'è rotonda, No, prima. Prima. che si chiama Comunque spiego esattamente. Asolo Forno. No, allora come so. non gli altri lavoro se vedi. No, No, c'è stato qua. Asolo Food, ok. Asolo Food eravamo delle domande. Sì, Asolo Food. E dico che manda Florio. E dico che manda Florio. Dobbiamo trovare per quanto che fanno un dolce. Poi sei comodi, quindi Daniela sei comodi. Le bevande deve essere che cosa vedo sempre Acqua, come bevande. Coca-Cola e tè. Ragazzi, niente. Vero? Niente. Dai. Magari non la fate neanche a ore quando ti capisci. Ci sono chioli in fuso. Sì, lì. Lei? Infatti per sia leggeri perché sennò so che serve sempre sì, quindi questi i grossi, i buoni che non so. Io e 3. La linea di non trovi insieme di tiro sole, come queste, aveva vinto a terra tutto le cose sempre. Non so cosa sapere. Vedevo scritto senza olio di panna, passati al forno. Passati al forno. Fatti se leggeri. Fatti se leggeri. So che non so cosa c'è, perché saranno scritte piccole. Perché casomai che lo dico. Conta queste cose scappano. E se leggeri, sì. Va bene. Prova a dire, cioè se per caso ti fa anche un po' più grosso. E allora al posto che te prendi ne 3, ne devi prendi 4. E no, perché sti qua, le buoni ma è tanto fine, se scioglie in bocca. Va bene, perché così che mettiamo tutto in conto. Sì. Devi trovare. Mandare Sì, che già un po' più quando ti fa Mi serve
Sai quanto? Ho scritto robe che ho scritto Emanuele sempre Non mi riguardo, insomma, da una mano